Coronavirus. Nel Padovano c'è massima attenzione ai casi riscontrati dopo manifestazioni pubbliche. Una decina di positivi sono stati infatti registrati allo Sherwood Festival presso lo Stadio Euganeo. Secondo Ivana Simoncello del Dipartimento di Prevenzione, siamo solo all'inizio, i casi aumenteranno. Gli altri cluster riguardano padovani di rientro dalle vacanze in Spagna e Grecia. Sempre sotto monitoraggio sono i nuclei di positivi rilevati in alcuni centri estivi. La copertura vaccinale ha raggiunto quota 2/3 della popolazione sopra i 12 anni, che in provincia di Padova è poco più di 836.000 abitanti. Ci sono perciò oltre 271.000 persone che devono ancora essere vaccinate. E quindi l'appello che io faccio e vi chiedo appunto di fare con me è quello proprio di battere i coperchi e cercare appunto di aiutarci appunto di convincere i ragazzi, soprattutto le persone, ma non solamente i ragazzi, a vaccinarsi. All'appello del direttore dell'ULSS si è unito quello del sindaco di Padova Sergio Giordani. Serve un ultimo sforzo e serve subito, senza attendere settembre. Il virus non aspetta che passino le ferie e si fa giorno dopo giorno più aggressivo. Giordani aggiunge: abbiamo un sistema sanitario pubblico ed efficiente che ci dà gratis e in modo capillare un siero che salva la vita e ci protegge dal virus che ha scatenato la peggiore epidemia del secolo. Vacciniamoci.